E chi trovo in mezzo al mar? Anche qua non si può Chi avere trovo un in po' mezzo al di mar? sì. Buongiorno Orietta, in questa splendida cornice abbiamo trovato una sirena. Mi trovi qua perché guarda, Dove ti ha portato il tuo camper oggi? mio Dio, ma Dove, sai che non mi dove? ricordo come si chiama la spiaggia? Vi porto Giunco. Porto Giunco, vicino a Villa Simius. Villa Simius, Vicino vicino. un posto veramente incantato. Sì, wow, proprio veramente. Bellissima, bellissima questa spiaggia, la più bella di tutte. Secondo il mio punto di vista, naturalmente. Diciamo una piccola panoramica, sabbia fine, una bella spiaggia, una bella cornice. Dietro questo piccolo promontorio ce n'è un'altra ancora, dall'altra parte opposta altrettanto, una meraviglia dietro l'altra, una collana di perle. Sì. E poi nuotare qua in quest'acqua trasparente è il massimo, guarda, ti rilassi veramente tanto, guarda. No, diversa, allora ha detto mi Relax. divido. Bene, visto che sei in ammollo e così sei rilassata, come al solito, come del consueto, devi raccontare una barzellettina Cosa? simpatica. Anche adesso? Sì, dai, la barzelletta della supposta. A voce alta, su Quella che della supposta in questo luogo meraviglioso. questo è un luogo meraviglioso, dai, forza! Non so, Svelta, non perdere tempo. Aspetta, Dai. allora, adesso devo un attimo fare mente locale, no? Sì, C'è un signore che va dal medico sì. e dice, mamma mia, non so cosa, forse avrà un'allergia a qualcosa. Che cosa? pieno di Ma pensa, bulloni grossi. dei bulloni, sì. bull- Il bullo è andato a ferramenta questo. e tutte piazze rosse, insomma, chiamale come vuoi. Va bene, E il bulloni. medico fa, mamma mia, sì, veramente qua bisogna fare una cura Sì, intensa, sì. intensiva. Intensa. E allora gli dice, deve prendere queste pastiglie e deve mettere queste supposte. Le supposte. Sì, una la sera. Sei una mattina. Va bene, dettagli importantissimi. Vai avanti. Perché devo ricordarmelo? Ah, è per questo, sì. Allora temporeggio. Sì, vai avanti, su. Questo per via rettale. Lui va a casa e fa la cura che gli ha detto. Sì, sì. Però il giorno dopo ritorna e dice al medico: Ma no, ma non è così. ma come? Non è così? No, va a Io dico casa. quello che mi ricordo. Va a casa Lasciala e raccontare. gli dice la moglie, Mariuccia, il dottore mi ha dato Sì. delle supposte, mi ha Sì. detto di metterle Sì. in via rettale Ah, e sono sì, andato sì, in... aspetta, sì, adesso mi ricordo. E sono andata, lei fa via rettale. Lui sono dice- andata in cerca in tutta la città, non ho trovato questa via rettale. E allora, sono tornato qua che mi indichi. Allora il giorno dopo Sì, ma io Mariuccia l'avevo già dice detto il giorno va dal dopo. dottore e ritorna dal Io dottore. l'avevo già detto. No, non l'avevi detto. Sì, che dopo tu No! mi hai Vai avanti. non importa. Torna dal dottore e dice, dottore, io La via rettale, cioè, con mia moglie abbiamo guardato ma non l'abbiamo trovata. sono andato in giro dappertutto Sì, e non l'ho ho trovata girato sta tutta via la rettale dove devo mettermi queste supposte. Beh, allora il dottore dice, no, Fai la faccia da dottore. Insomma, via anale, insomma. Grazie dottore. Grazie. Oh. Allora torna a casa, va. E dalla sera con la moglie guardano ancora sta via anale.
Non le trovano neanche Niente, ho domandato anche al postino, il vianale dov'è? Niente, il vigile, boh, vianale. Non so. E sto qua con queste supposte a fare dove devo mettermi. Va. Il giorno dopo ancora vado al ritorno dal dottore, abbiamo Dottore. cercato un sacco per tutta la città. Via Retale, so che sei. L'abbiamo trovata. Vianale, Vianale, non niente. c'è. Non c'è, non esiste. Insomma, dottore, cosa devo fare con queste supposte? Il dottore gli fa, se le deve mettere nel culo! Ma non era così! Non era così! Non me la ricordo! Non era così! Era che al terzo giorno va dal dottore e torna a casa dalla moglie e dice, la Mariuzza gli dice, allora, dottore, ti ha spiegato dove devi mettere ste... fa, sai che sei arrabbiato? Mi ha detto, ma mettitele nel culo! Non me la ricordavo così, giuro! Ascolta, contenta di dire... Ascolta, fa una roba, va a fare il bagno, dai, dai, Orietta in camper. Non me ne riesce. No, vai a Ma è fare, la mia caratteristica. vai a fare il bagno. Tu, dai, nuota, che sembra, nuota, è una brava nuota. Fai la sirenetta, ciao sirenetta. Non ce la fa. Fai ciao con la mano, ciao, bagnino, salvatela. Attenta alle meduse.